Padova rimane la città con il più alto numero di contagi, scesi ma di poco, sotto i 9.000 al giorno, ma con una situazione di ricoveri per niente rasserenante. Rimane alto infatti l'accesso al pronto soccorso, 190 persone al giorno per Covid, quello dei ricoveri ogni giorno da 89 a 108 in area medica, da 40 a 45 in area intensiva, da 45 a 50 in subintensiva, dove si è raggiunto ieri il record di ricoveri da inizio pandemia. Scende anche l'età media delle persone gravi, ora sotto i 64 anni, mentre la buona notizia è che più persone riescono a essere dimesse dalla terapia intensiva. In corsia rimane anche il tema del personale che ha rifiutato il vaccino. Ci crea sicuramente qualche problema questa situazione. Siamo sempre, come dire, sul chi va là, pronti a chiudere, a isolare quei casi che si presentano all'interno dei reparti, insomma. Ecco. Ma al momento ce ne sono? Che lei... Al momento stiamo seguendo alcuni due reparti in particolare, vediamo un po' come, ma non ci stanno preoccupando, insomma. Ecco. L'azienda ULSS Euganea ha consegnato le liste dei dipendenti alla Regione. Quindi noi forniamo l'elenco dei nostri dipendenti o di coloro che hanno un rapporto con noi, anche non dipendenti, parlo di liberi professionisti o eccetera. Poi sarà appunto la Regione che incrocerà il nostro dato con il dato di chi è stato vaccinato o meno e ce lo ritornerà. E poi appunto però vi rimanda anche un po' la palla, dovete essere voi a decidere cosa fare, perché oggi ho visto Flor che diceva che dovranno rispondere anche penalmente e civilmente in caso di contagio. Certo. Quindi avevate iniziato con la moral suasion, diciamo, ci può dare qualche indicazione se No, sta noi adesso continuando e fino a vediamo... quando dura, quando si passa alle maniere forti? Le maniere forti si passa appunto secondo i tempi del decreto, no? Se leggete il decreto vedete che avevamo 5 giorni per fornire l'elenco del personale, poi ce ne sono altri 10 mi sembra affinché si facciano i controlli, poi c'è il ritorno in azienda e ci sono altri 8 giorni per capire queste persone cosa decidono di fare, se vaccinarsi o meno. C'è già movimento sul tema di persone che vengono a vaccinarsi, cioè si sente insomma ecco, questa volontà. È cambiata l'aria, insomma. Sì, è cambiata, forse insomma c'è questa presa di coscienza dell'importanza del vaccino insomma ecco, in ambiente sanitario.